120.000 euro dalla regione siciliana per organizzare la sagra del Mandorlo in Fiore, edizione 2012. È la somma che il sindaco Marco Zambuto è riuscito ad ottenere dal governo lombardo per iniziare ad organizzare l'evento folclorico che si svolgerà ad Agrigento dal 3 al 12 febbraio. Il finanziamento è inferiore del 20% a quello dello scorso anno. Marco Zambuto a Palermo ha incontrato l'assessore al turismo Daniele Tranchida ed il direttore generale dell'omonimo dipartimento Marco Salerno. Il sindaco, al termine della riunione, si è detto soddisfatto per aver portato formalmente a casa i 120.000 euro. Questa somma, afferma Zambuto, ci permette, insieme alle risorse che il Parco archeologico della Valle dei Templi dovrà anche questa volta assegnare attraverso l'apposita convenzione sull'utilizzo degli incassi concernenti l'accesso nella zona archeologica, di far svolgere regolarmente la 67esima edizione della sagra. La prossima mossa di Zambuto sarà adesso quella di incontrare l'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Missineo per definire gli aspetti finanziari legati all'operatività del bilancio del parco archeologico. Conti alla mano, dunque, la sagra del 2012 avrà un budget inferiore ai 200.000 euro, il più scarso dell'ultimo decennio. Sarà quindi una sagra del Mandorlo in Fiore in economia, con quasi certamente meno gruppi folk rispetto agli altri anni e probabilmente con il taglio di alcune iniziative collaterali. La macchina organizzativa è ancora ferma ai box ed è probabile che si metta in moto nei prossimi giorni. Al momento non esiste un programma, non vi sono spot televisivi e radiofonici che pubblicizzano l'evento con l'obiettivo di portare ad Agrigento più turisti possibile per rimettere in moto l'economia locale. Soltanto loro, i fiorellini bianchi e rosa apparsi prematuramente come per magia sugli alberi della Valle dei Templi, ci ricordano che il mandorlo è in fiore e che ad Agrigento è già primavera. Stiamo riuscendo a organizzare con fondi che non verranno tolti dal bilancio comunale ad alcun servizio. La nostra preoccupazione è quella di riuscire a assicurare un appuntamento che ormai è conosciuto in tutto il mondo e con il quale la città di Agrigento è riconosciuta. Organizzeremo un evento in economia in house come Comune di Agrigento, questo per riuscire a assicurare una tradizione di cui la nostra città è portatrice in tutto il mondo di un messaggio di pace.